Tutti insieme per una migliore qualità della vita, coinvolgendo soprattutto i giovani, chiamati a vivere con responsabilità per non buttare via il prezioso futuro. Corteo ad Agrigento lungo la via Tenea per dire no alle dipendenze, a quelle dipendenze patologiche che allontanano da Dio e che mortificano il valore della vita. Anche il sindaco della città dei Templi, Lilo Firetto, e il cardinale Montenegro, in rappresentanza della Chiesa agrigentina, hanno deciso di aderire all'iniziativa che è stata organizzata dall'associazione Casa Famiglia Rosetta, che si occupa attraverso le sue diverse strutture operanti in Sicilia di offrire cure e assistenza. Quest'anno, per celebrare la festa della primavera, l'associazione ha scelto Agrigento di accendere i riflettori sulla città dei templi, coniando come tema uno slogan emblematico significativo: tu voli più delle droghe. La manifestazione si è articolata in più giorni. Il sipario si era alzato domenica scorsa con un volantinaggio nelle parrocchie. Oggi invece i titoli di coda. L'associazione Casa Famiglia Rosetta spera di aver lasciato il segno nella città di Agrigento.